Nuovo ecocentro a Bressan Vido, una struttura che trova spazio in via Primo Maggio, nella zona industriale del paese, attesa dalla comunità, realizzata con un importo di 520.000 euro, di cui 150.000 finanziati dalla Regione Veneto, arrivata dopo un percorso non semplice durato più di 10 anni. Durante la pandemia abbiamo avuto la necessità di ripartire da capo e durante la pandemia siamo ripartiti, giungendo ad oggi con un importante risultato in termini di servizi ai cittadini, con questo ecocentro che diventa molto più ampio, 4 volte tanto il precedente, e che permette di conferire molte più categorie di rifiuti, e con un'area innovativa H24 che, oltre all'orario di apertura ordinario, permette ai cittadini di arrivare all'ecocentro 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Un bel traguardo per un paese riconosciuto come comune riciclone da Legambiente per la differenziazione fatta nel 2022. Con una raccolta differenziata che supera l'84%, che è parametro per rispettare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In una regione che si è ampiamente distinta proprio per la differenziazione dei rifiuti. Gli obiettivi del 2030 sono di raggiungere l'84%, ad oggi la media regionale è del 76%, e ovviamente uno degli obiettivi principali è zero discariche, zero inceneritori e zero ampliamento delle attuali discariche. Quindi diciamo che i veneti in questi anni, grazie anche alle amministrazioni locali, hanno fatto grandi passi in avanti, e oggi questo ecocentro ne è un'ennesima prova della qualità della pubblica amministrazione della nostra regione.